musicoterapia chiaramente ha varie metodologie. Io suono l'arpa e canto e generalmente mi piace immaginare di fare dei viaggi sonori, quindi tante volte mettiamo in sottofondo dei suoni della natura, quindi che possono essere suoni di un ruscello piuttosto che la pioggia o suoni della foresta. Questo magari parlando con il paziente cerco di capire quale potrebbe essere il suono più vicino, insomma, a quello che lo rilassa, e poi lì io faccio delle improvvisazioni che sono dettate anche dal ritmo del respiro del paziente, un po' dall'emozione che il paziente comunque mi trasmette. Io prima cerco di capire anche che grado di dolore ci sia in quel momento e quindi cerco di adattare poi questa improvvisazione e di quindi restituire al paziente in musica le emozioni che lui mi trasmette in quel momento. Partiamo appunto da un rilassamento sicuramente della mente, poi moltissime volte i pazienti riescono anche ad attutire il dolore che hanno, quindi molte volte anche se iniziamo magari la musicoterapia e c'è non so, un mal di testa, un mal di stomaco, qualche dolore in corso, alla fine della seduta questo dolore è molto affievolito, questo perché chiaramente rilassandosi si rilassa la muscolatura e quindi di conseguenza il dolore che avvertono si affievolisce, chiaramente non sparisce perché non è un farmaco, cerchiamo di aiutare, io mi definisco un coadiuvante degli altri farmaci che chiaramente sono necessari in questo tipo di reparto. Diciamo che quello che ti aiuta è il pensiero di fare un qualcosa in più che può essere comunque di supporto nel fine vita. Appunto cerchiamo di aggiungere, diciamo, qualità e dignità a quello che è il percorso del fine vita, quindi ogni cosa che chiaramente il paziente accetta e di cui il paziente beneficia è un qualcosa in più che quindi ti deve aiutare ad andare avanti, ecco, è quello il pensiero, cioè fare qualcosa in un ambito in cui sicuramente come ha ben detto lei c'è un percorso già tracciato, ma che può essere comunque quel qualcosa che fa un minimo di differenza anche per i familiari, non solo per i pazienti, perché comunque per quanto riguarda la musicoterapia nel momento della terapia anche il familiare presente, quindi il caregiver, che è la persona poi che sta vicino al paziente, che se ne occupa quasi H24, se non H24 quasi sempre in realtà, riesce a beneficiare di quel momento di rilassamento, perché anche appunto al caregiver in quel momento viene concesso una pausa, un momento per se stesso o anche un momento di riavvicinamento e di relazione comunque diverso, diciamo su un piano emozionale diverso. Diciamo che io mi ero già sperimentata per circa 10 anni in altri ambiti della musicoterapia, quindi per quanto riguarda i bambini, laboratorio a scuola, e ho lavorato anche molto con i disabili, anche disabili gravi. Sono tutti ambiti che mi sono molto piaciuti, però quando poi sono arrivata in hospice ho sentito proprio un abito fatto apposta per me. Inizialmente non è stato semplice perché avevo perso da poco mio padre e anche lui appunto malato terminale, quindi avevo vissuto il suo fine vita, quindi sono andata un po', diciamo, sapendo quello che potevo trovare, non sapendo però come l'avrei potuto affrontare. Quindi l'inizio è stato questo, però poi piano piano ho sentito che invece era un ambito che mi piaceva tanto, in cui mi sentivo molto adatta, anche per l'idea della musicoterapia che ho io, quindi per il mio pensiero di cura attraverso la musicoterapia, quindi fatto di improvvisazioni, fatto di sensazioni, di emozioni che si rinnovano ogni giorno, quindi che cambiano sempre, sia per come sto io che per come stanno i pazienti, e quindi facciamo un lavoro, appunto facciamo questi viaggi sonori di cui parlavo prima, ogni volta in maniera diversa, quindi rinnovandoci sempre, adattandoci sempre poi alle situazioni della giornata, insomma. Allora, l'arpa è uno strumento che io ho sempre amato, che avevo iniziato a studiare quando ero ragazzina, poi mi sono dedicata di più allo studio del canto, quindi della tecnica del canto, ho fatto dei master, soprattutto in didattica, quindi ho lavorato moltissimo come docente di canto. Quando poi ho iniziato a studiare la musicoterapia, ho finito il mio percorso di studio di musicoterapia, ho sentito il bisogno di riprendere l'arpa e poi proprio casualmente ho scoperto che quando avevo già iniziato tra l'altro a lavorare in hospice, ho scoperto che l'arpa era lo strumento più adatto per la musicotanatologia, che è proprio quella del fine vita, quindi lo strumento che si adatta di più. Quindi è stata una coincidenza che poi mi sono ritrovata in hospice con l'arpa e ho iniziato il mio percorso anche poi di studio e di ricerca.